Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando è uscita l'ennesima notizia di aggressione all'interno del monastero. In pratica cosa è successo? Una signora che tra l'altro era esterna all'università, non era né una docente né una studentessa, era andata semplicemente a seguire una conferenza che si è tenuta sul mondo dell'Islam all'interno dell'università. La signora in questione cosa ha fatto? Non ha parcheggiato in piazza Dante e non ha pagato il parcheggiatore abusivo di turno. Il parcheggiatore l'ha riconosciuta, l'ha seguita fino a dentro il monastero, l'ha insultata e le ha messo le mani addosso. Tutto questo dentro la facoltà, con le persone attorno, nell'indifferenza generale. Ora, la signora, visto che è uscito anche l'articolo sulla Sicilia, penso abbia denunciato, penso si stia muovendo legalmente per risolvere la questione. Fatto sta che il problema della sicurezza rimane. Quindi arrivata a questo punto ho deciso di fare questo video con le intenzioni migliori possibili, almeno quello di sensibilizzare i miei colleghi, i docenti e appunto un po' le autorità, la polizia. Quindi ieri abbiamo fatto una riunione all'interno del monastero per cercare di trovare una soluzione appunto tra noi studenti. Alla fine di una soluzione pratica, alla fine di questa riunione ho ricevuto una chiamata da parte della questura di Catania perché il questore aveva piacere a conoscermi, a conoscerci ed avere un confronto. Ha fatto appunto un'introduzione preliminare, un incontro un po' più tecnico che abbiamo avuto con 2 suoi collaboratori. Loro in pratica ci siamo messi a tavolino e ci hanno spiegato più nel dettaglio dal punto di vista tecnico cosa è fattibile e cosa no, soprattutto nel rispetto delle leggi, perché purtroppo non esiste una legge precisa in questo momento, quindi anche per la polizia non è facile andare a colpire il parcheggiatore abusivo.